notizie in entrata. Per quanto riguarda l'ambiente, i gondolieri recuperano una tonnellata di scoasse in giro per i canali, Pairi. Altra notizia, il progetto presentato della nuova ciclabile che ha lo scopo di collegare il Ponte della Libertà al Trunchetto e il Pontile del Ferri, che permetterà di andare dal centro di Mestre al Lido pedestrina e il progetto già sta approvato dalla Giunta. Si sta anche approvando i lavori della piscina Saccafisola, investimento di 650.000 euro. Per quanto riguarda il calcio, Serie B, Interposticipo dei Uni a Perugia il Venezia perde 2-1 con un carico fisso incredibile. Poi Giampaolo segna al 94esimo. Al prossimo notiziario.